Agli aumenti delle bollette, stop agli aumenti di luce e gas. Rifondazione Comunista nel Veneto in prima linea, anche questa volta come lo siamo stati contro il caro affitti degli inquilini. Siamo in prima linea a difesa del potere d'acquisto, della condizione di vita, della condizione economica e sociale dei lavoratori e delle lavoratrici, dei pensionati, di tutte quelle persone che saranno per l'ennesima volta vessati da questi aumenti infami a vantaggio delle imprese distributrici di luce e gas, di servizi essenziali, proprio alla vigilia di un autunno, di una stagione fredda che vedrà questi beni come di primaria necessità. Si parla di aumenti a doppie cifre del 30, del 15% sui vari ambiti. Noi siamo per fare come in Spagna, per rimettere la questione in parte alla fiscalità generale e soprattutto per tagliare gli utili di queste grandi società e per rimettere a disposizione il sociale, l'intervento sociale di massa in ampie fasce della popolazione. Oggi solo una minima parte, l'indigenza totale, viene parzialmente tutelata di fronte a questi aumenti. Gran parte degli ISEE, dei lavoratori, delle lavoratrici, delle condizioni di operai, impiegati, dipendenti pubblici, pensionati, lavoratori autonomi, commercianti, viene messa in crisi la loro condizione, la nostra condizione di vita da questi aumenti. Ci vengono a dire nella loro ipotetica transizione ecologica che di fatto questi aumenti sono dovuti appunto a questo tipo di cambiamento che è necessario, ma questo tipo di cambiamento lo devono pagare i ricchi. Dobbiamo riprendere a gran voce e il più unitariamente possibile il concetto della progressività fiscale, far sì che si paghi sulla base e in proporzione e progressivamente rispetto al proprio reddito e al proprio guadagno. Non possiamo tollerare questa ennesima forma di tassa piatta che va a ricadere sempre sui soliti, su quelli che generano il 90% della contribuzione alla cosa pubblica, mentre chi vive di rendita, chi vive di capitale, chi vive di evasione continua a farla franca nei decenni, come si è visto progressivamente. Quella che era una progressività fiscale negli ultimi 30 anni è diventata sempre di più una situazione piatta che vede le lavoratrici, i lavoratori, i pensionati tartassati in continuazione. Siamo qui e lo saremo nei prossimi mesi a dire basta a questi aumenti, alle tariffe, alle stangate che riguardano sempre le solite e i soliti oppressi.